Buongiorno da Adria, buongiorno da Leandro Maggi. Stagione 2024 Teatro Ferrini. Siamo col direttore artistico Marco Doati, che come ospite ha tra l'altro Gianni Bragante, direttore artistico Festival del Delta. Queste iniziative sono tra l'altro in concomitanza con i 110 anni del teatro, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova stagione, Marco? Sì, oggi in particolare abbiamo presentato i due eventi cardini dei 110 anni del Teatro Ferrini, Notte Adriesi col maestro Bedetti, che sarà la stagione inaugurale del 2024-2025, e il 2 marzo, cioè sabato prossimo, che avremo Le Mariù con Giulia Pavan Adriesi, musicista, che porta il suo gruppo di archi e ci farà ascoltare lo swing italiano degli anni primi del Novecento. Sarà un concerto elegantissimo, molto accattivante, che ci farà ricordare le canzoni dei nostri nonni. Ecco, tu sei con il nostro ospite Gianni, che fa un connubio Delta del Po Ferrarese con Delta del Po Veneto, con questo concorso importante. Ci vuoi spiegare tu, poi diamo la parola al tuo ospite? Allora, questa opportunità che ci ha dato Gianni attraverso gli altri 5 comuni del Delta, quindi noi siamo il 6º giusto comune che entriamo nel festival, la 4ª tappa esattamente il 20 aprile, abbiamo la possibilità veramente di uno scambio, diciamo, artistico e di conoscenza del territorio e di realtà artistiche che si incontrano, proponendo quindi questo concorso de canoro tra adulti e bambini, perché si mettono sul palcoscenico e che attraverso la competenza di Gianni, che è nel mondo della musica, potrà selezionare insieme alle giurie che lui ha stabilito, anche i veneti. Questa sarà l'unica tappa veneta, quindi per noi è un orgoglio ulteriore. Siamo molto contenti di essere riusciti a inglobare anche un comune del Veneto nel Festival del Delta, perché il Delta non è solo ferrarese, ma e grazie all'amico Marco, che continuo a ringraziare ancora, scusa se mi ripeto, però riusciremo quest'anno a fare una eliminatoria qui e prima della finale. Il Festival del Delta si svolge nel territorio del Delta, ma i concorrenti vengono anche da altre regioni, quindi abbiamo gente che viene dalle Marche, dalla Lombardia, e quindi è una cosa molto omogenea. È chiaro che essendo qui a Adria avremo piacere che ci fossero degli adriesi che partecipino, dei Veneti, dei Veneti insomma in generale, certo. E ci sono. E allora siamo a posto.